Va ora in onda Spazio Più. Buongiorno e buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e in particolar modo dello Spazio Più del venerdì, quello che noi facciamo ormai da 8 anni in collaborazione col SINAPPE, e questa è una trasmissione che appunto noi dedichiamo a tutti gli appartenenti al corpo degli agenti di polizia penitenziaria e a tutti gli uomini in divisa che si danno da fare, che lavorano dalla mattina alla sera 24 ore su 24 ore anzi, per gestire quello che è il sistema, il paese carcere in Italia, o comunque è quello che è il sistema sicurezza. Però appunto prima di passare agli argomenti del giorno, vi voglio ricordare i numeri della diretta, perché così se volete potete anche chiamare anche da subito se vi va. È lo 02 92 94 72 22. Ripeto, 02 92 94 72 22. Poi ci sarebbero anche i numeri del WhatsApp, ma tanto io il WhatsApp non riesco ad aprirlo, non lo so leggere, perché o mi viene ad aiutare la mitica regista Natalia, che se non mi viene ad aiutare invece di chiamarla Natalia la chiamo Rosalia, no? Ecco, il numero del WhatsApp è 340 670 9659. Ripeto, 340 670 9659. Ecco, chi appunto è più moderno del sottoscritto, se vuole può scrivere. Io poi, se non proprio in diretta, se non subito, fra un po' me li leggerò i vostri messaggi. Se ci riesco, se mi danno una mano, ve li leggo anche in diretta. Comunque, se volete potete chiamare anche già da subito. So che appunto il mitico Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, che è il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, nonché assistente del sottosegretario di Giustizia Andrea Ostellari e nonché capo del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega, lui lo ripete sempre, appunto, in pratica che ripete sempre Antonio Felloni. Io sono diventato proprio un vecchio rintronato, insomma, vabbè. Spesso e volentieri, appunto, lui ripete che questa trasmissione è molto ascoltata, e perciò se noi siamo molto ascoltati, fatevi sentire, anche perché considerate che appunto siamo ritornati in possesso, miracolo, di ben 3 linee telefoniche, quasi, insomma, facciamo 2 e mezzo, facciamo 2 linee telefoniche e mezzo, se volete appunto, se avete qualche suggerimento, soprattutto a me cosa più gradita, se telefonate per fare rimostranze, perché le mie trasmissioni sono sempre state dettate dalla cazzimma, e ve lo dico in napoletano, ma ve lo spiego invece in italica maniera, dalla rabbia, perché noi abbiamo tutti i motivi per essere arrabbiati per come vanno le cose nel nostro paese, in qualsiasi settore. Cioè, oggi la trasmissione è dedicata appunto alle forze dell'ordine, ma anche potremmo tranquillamente, anzi potremmo essere tutti tranquillamente incazzati, perché le cose in Italia, in Europa e generalmente nel mondo non è che poi vadano così tanto bene, insomma. E perciò appunto le telefonate che io prediligo sono appunto quelle belle, ringhiose, perciò se volete chiamate, io sono qua. Una volta c'erano anche telefonisti o disturbatori, da come uno la vede, seriali, che spesso e volentieri chiamavano. Faccio il nome di uno, Caruso, che chiama ancora, però che ha cambiato trasmissione, forse perché appunto durante le mie trasmissioni è stato un po', ha ricevuto delle risposte che non gli devono essere tanto piaciute, perciò alla fine m'ha un po', come si dice bannato quando appunto si chiama. Insomma, comunque appunto, se avete qualcosa da dire chiamate. Allora, come altre volte io ho raccontato in questa trasmissione, io Mimo Magnetta, andate su internet e guardate un attimino chi sono stato il primo. Se volete vi do anche il numero di telefono del cellulare, perché io nelle trasmissioni passate vi davo anche il mio numero cellulare per ricevere eventuali vostri suggerimenti o telefonate o lamenti, chiaramente dopo la trasmissione. Ora, se volete appunto
dire qualcosa dovete chiamare lo 02 92 94 72 22. Mentre invece terminata la trasmissione, se volete, potete anche contattarmi personalmente, perché ripeto, io per tanti anni durante questa trasmissione ho dato tranquillamente il numero del mio cellulare, perciò io sono Mimmo Magnetta, ripeto, segnatevi sto nome e segnatevi anche sto numero che è 339 11 70021, e dopo la trasmissione potete tranquillamente chiamarmi, mi potete anche whatsappare, perché il WhatsApp del mio telefono quelli riesco a leggere. C'ho un po' di difficoltà qua con i computer qua in radio, però per il resto invece sono diventato anch'io tecnologico. Comunque vi dicevo che appunto io, Mimmo Magnetta, sono stato il primo a dare voce agli appartenenti alle forze dell'ordine. Cominciai tanti anni fa, prima ancora degli 8 anni di cui vi ho accennato prima, con Antonio Fellone, con il SINAP, ma prima ancora avevo cominciato con un altro mitico sindacalista che ahimè ci ha lasciato un paio d'anni fa, Mauro Guaetta, ed era il segretario generale del SIULP prima, poi era passato al COISP, poi ho dato voce anche ai vigili urbani, anzi alla polizia locale, perché ora si chiamano appunto così, polizia locale, e ho dato voce a tutti quanti. Insomma, gli unici appunto che non hanno potuto avere voce sono stati i carabinieri. Ok, sono stati i carabinieri perché appunto loro sono militari e loro non possono partecipare a queste trasmissioni, se non appunto in pratica previo autorizzazioni varie. Comunque mi diceva la stupenda regista Natalia che appunto abbiamo con noi anche il nostro mitico Antonio Fellone alias Tony F. Tony F, benvenuto fra noi e buongiorno. Buongiorno ragazzi, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria, grazie a Mimmo, grazie sempre alla gentilissima Natalia. Mi scuso con chi ci ascolta, ma oggi purtroppo per impegni lavorativi / personali non sono potuto essere a Milano e ho fatto tardi anche in radio, quindi ci rifaremo Mimmo, ci rifaremo. Antonio, no, ma noi ti dobbiamo sempre fare i complimenti, ti dobbiamo sempre ringraziare, perché tu oggi per essere appunto qui con noi, a parte appunto gli impegni personali che hai prima accennato, ma tu praticamente stai sacrificando quello che è un motivo, è il secondo motivo della tua vita, della tua esistenza, perché prima c'è, anzi sarebbe il terzo, prima c'è tua figlia, poi c'è tua moglie, poi c'è anzi il quarto, c'è il lavoro, e poi ci sta Napoli, e oggi ci sta Roma-Napoli. Bravo. Ma non puoi capire, ieri quando sono partito da Roma è stato una delle poche volte che andavo via da Roma con il cuore in gola, dispiaciuto, perché sarei rimasto volentieri, perché domenica, come dici tu, il mio Napoli gioca a Roma, ma purtroppo non posso esserci. Io sei un po', Antonio, io mi sono un po' stupito perché per questa volta non mi hai neanche provato a chiedere i biglietti dell'Olimpico. Ecco, ho detto, ecco, vabbè. Chissà magari, cosa è successo magari. da Antonio, cioè, avrà avuto, che il Napoli sta andando male? No? No, il Napoli sta andando benissimo. La prossima volta dobbiamo fare qualcosa affinché con la Roma e con la Lazio si giochi di martedì o mercoledì, almeno sono su Roma e posso andare a vederla tranquillamente. Quindi, però ovviamente si scherza, prima viene la famiglia, il lavoro e poi il resto, quindi speriamo bene, dai Mimmo, speriamo bene. Tranquillo che appena riesco ti scrocco i biglietti. Dai, tranquillo, guarda, tempo al tempo, su questo non vengo meno, lo sai. Lo so. Comunque appunto, vabbè, noi ti dobbiamo sempre ringraziare, gli ascoltatori, i tuoi colleghi, i tuoi fans ti devono sempre ringraziare, perché tu veramente consumi la tua esistenza al loro servizio, e perciò ti meriti veramente un applauso. Io avevo una volta un regista che era capace di mettere anche gli applausi durante la trasmissione. Natalia no, dice che lei non è capace. Mimmo, ti ringrazio perché è un bell'attestato di stima, ma veramente mi fa tanto piacere. Ma sai bene che come ragiono io e quello che ci metto io
nel quotidiano, tanta passione, orgoglio, perché per fare certe cose ci deve essere passione, orgoglio e senso di appartenenza. E quello a te Perché non spesso manca, queste doti che tu hai descritto non mancano, e anche perché comunque sia necessario avere una persona come te. Eccoli, sono arrivati! Sono arrivati. Ma perdonatemi un secondo, io ho cominciato la trasmissione, ma non dovevi apparire via Teams? No, così ti vedeva. No, niente, al telefono e basta oggi. Sono per strada, quindi pur di esserci ho chiamato io Natalia, ho detto dai Natalia, collegami col telefono, perché sai che io ci tengo ad esserci. Ormai questa trasmissione è una nostra creatura, Mimmo, sono più di 8 anni che la facciamo, siamo gli unici che parlano di carcere e polizia penitenziaria, siamo diventati un punto di riferimento per tantissimi colleghi su tutto il territorio nazionale, e a me fa piacere perché ogni giorno che passa spesso vengo fermato da alcuni colleghi, questo sia Roma, Bologna, Torino, dove vado, spesso mi fermano e mi dicono complimenti per la trasmissione, perché noi la seguiamo, perché è l'unica trasmissione che dedica tempo e spazio alla polizia penitenziaria e al mondo carcere in generale, e quindi noi spesso diamo tantissime notizie, siamo molto seguiti, e questa cosa a me fa un piacere enorme, perché vuol dire che stiamo offrendo un buon servizio e stiamo facendo qualcosa di buono. E allora Antonio, proprio in quest'ottica, considerato che oggi non sei qua in presenza con tutti i tuoi telefoni, con tutte le cuffie che trasmettono di qua e di là sui vari social. Per la gioia di Natale, per la gioia di Natale. Sta sorridendo e sta annuendo con la testa, sì. Cioè, ma a parte questo, allora dobbiamo ricordare agli ascoltatori e alle ascoltatrici che appunto la trasmissione la possono scaricare tutta quanta da internet, dal computer, come si dice, insomma. Anche perché appunto Antonio di solito faceva le dirette su Facebook, su Instagram e su non so cos'altro, però appunto volendo, se ora siete in servizio e potete rubare solo alcune frasi, se volete poi la potete sentire per intero collegandovi appunto alla Radio Libertà sui vari profili di Radio Libertà. Su radiolibertà.it oppure da Facebook, sì. Oppure dal profilo di Mimmo di YouTube, Mimmo, che anche ecco, quindi anche da lì si può rivedere la trasmissione. Però sono contento, Mimmo, perché stiamo offrendo un buon servizio. A me sta cosa fa piacere, perché poi quando si fanno le cose si devono fare sempre affinché ciò porti a qualcosa di positivo. A me riempie d'orgoglio sentire i miei colleghi che fermati là un secondo. Allora, tu che ti riempi di orgoglio quando senti i tuoi colleghi che dicono che ti ascoltano, ascoltati questo messaggio che gentilmente la mitica regista Natalia mi ha rigirato sul mio telefonino, perché io non so usare appunto sto computer che ho qua davanti, ho cucca di sta roba qua, puntini, solo a Genova, puntini, trovati 150 telefoni in carcere da dove tenevano i contatti con clan, con 2 punti esclamativi, io ce ne avrei messo anche 3, entrati con semplici pacchi e con compiacenze varie, altri punti esclamativi, soldi o ricatti ai guardiani. Parlatene venerdì con il delegato sindacale ministeriale alle forze carcerarie, vero Mimmo e Federico, che ascolto con piacere, firmato Maurizio. Capito? Maurizio, ho letto anche il tuo messaggio. Voglio dire a Maurizio, gli rispondo subito, c'è stata un'operazione questa settimana che ha visto protagonisti vari istituti, tra cui anche quello di Genova, e alcuni istituti della Liguria, addirittura anche in Calabria. C'è stata questa vasta operazione che ha visto coinvolti ovviamente la polizia penitenziaria e altre forze di polizia, dove sono stati sequestrati centinaia di cellulari sul territorio, ma sono stati comunque arrestati i responsabili. Voglio dire, i responsabili arrestati, Antonio, quelli arrestati erano quelli dentro o anche fuori? No, gli arresti sono stati fatti a persone già detenute e all'esterno. Perché dobbiamo ricordarlo che detenere un telefonino in galera è un reato, giusto?
È un reato, assolutamente sì, è stata voluta questa norma da questo governo, è stata inasprita, è reato, quindi poi chi ne approfitta se ne assume la responsabilità. Ora ci tengo a fare una precisazione grossa come in una casa, visto che addirittura veniamo chiamati guardiani, i guardiani che conosco sono quelli dei cimiteri o di altre situazioni, non certamente chi indossa una gloriosa divisa come la nostra, quella della polizia penitenziaria. Nessun, tra virgolette, guardiano è coinvolto in questa indagine, nessun guardiano è stato arrestato, perché è troppo facile spesso puntare il dito, ma bisogna sempre capire e sapere che a queste persone che svolgono con zelo e professionalità il proprio mestiere tutti i santi giorni, devono essere messi comunque a disposizione strumenti idonei affinché si possa evitare l'ingresso all'interno degli istituti penitenziari di oggetti non consentiti, perché se fai una perquisizione più approfondita ti dicono che sei pesante, che sei questo, che non si può fare, vai contro la legge, vai contro questo e vai contro quest'altro. Da anni c'è la proposta di schermare gli istituti penitenziari, perché solo schermando gli istituti penitenziari puoi tranquillamente abbattere questo fenomeno. Fino allora questo fenomeno non lo puoi assolutamente abbattere, perché in questi anni ci hanno dimostrato che se ne inventano una più del diavolo, perché ti voglio ricordare, ne abbiamo parlato nelle altre trasmissioni in passato, dove li hanno messi nelle pentole, li hanno messi nella carne perché oggi, per chi ci ascolta e non lo sa, oggi esistono dei microcellulari, micro, veramente fai una fatica enorme a trovarli, e possono essere occultati in la qualsiasi. Poi dobbiamo ragionare su tutto l'universo che entra attualmente all'interno degli istituti penitenziari: educatori, funzionari, civili, tra corsi, controcorsi, entra il mondo oggi all'interno degli istituti penitenziari, quindi purtroppo ai noi lo zoppo lo trovi da qualsiasi parte. Però ripeto, ci vogliono degli strumenti, e l'unico strumento per me, questa è una mia personalissima idea, idoneo affinché tutto ciò venga finalmente risolto, è schermare gli istituti penitenziari, ma ad oggi non è stato fatto, secondo me, perché meglio che non lo dico, c'è sicuramente un perché, e quindi forse lo posso dire io. Antonio, schermando gli istituti schermi praticamente anche la possibilità di contatto con chi ci opera, con chi ci lavora, o sbaglio? Ma io credo più che altro, perché spesso a volte utilizzando questi strumenti che si trovano all'interno degli istituti penitenziari si è arrivati comunque a delle svolte su alcune indagini, inchieste in giro per tutto lo stivale, quindi magari sono stati utilizzati anche questi strumenti che si trovano all'interno degli istituti penitenziari, questi telefonini, per far sì che alcune inchieste vengano poi portate a termine, quindi il motivo potrebbe essere anche questo. E Mimmo, c'è da dire un'altra cosa, tantissimi istituti penitenziari si trovano al centro città. Certo. Schermare un istituto significa che comunque, se non ricordo male, spero di ricordarmi bene, ma schermare un istituto significa che comunque nel giro di 150 o 200 metri il segnale non arriva, e quindi se tu ti ritrovi con un istituto a centro città, uno a caso, Brescia, schermare l'istituto di Brescia significherebbe schermare anche le persone che abitano attorno all'istituto penitenziario. Quindi andrebbe fatto uno studio approfondito e capire come intervenire realmente per abbattere questo fenomeno, perché credimi, da appartenente e rappresentante, a me fa tanto male quando a volte vai in giro sui vari social, soprattutto TikTok oggi, no Mimmo? Sì. Sono è quello più in voga. Di questi signori che si divertono pure a prenderci per il culo, passatemi il termine, si divertono a prenderci in giro facendo delle varie dirette dai vari istituti o video o altro.
questo fa male e quindi perciò in merito si dovrebbe intervenire, perché ripeto, ci sono tantissimi modi per introdurre questi strumenti all'interno dei istituti penitenziari. Io vorrei ricordare i droni. Tantissimi droni sono stati intercettati che cercavano di introdurre all'interno dei istituti penitenziari centinaia e centinaia di cellulari e sostanze stupefacenti. Vorrei ricordare che un drone addirittura a Frosinone ha portato una pistola. Quindi noi facciamo un lavoro non facile, un lavoro che deve avere 60 occhi, perché chi sta dall'altra parte ha tutto il tempo per studiare la qualsiasi per fregarti. Quindi veramente devi avere 60 occhi, ma soprattutto devi avere a disposizione strumenti idonei per combattere questi fenomeni, queste situazioni. Per me l'unico strumento idoneo affinché tutto ciò cessi è quello di schermare l'istituto, punto. Altro purtroppo ai noi non c'è. Beh, a parte questo, dunque, questo è un problema appunto. Oggi c'è il discorso dei telefonini, da sempre esiste il discorso degli altri oggetti illegali che entrano in prigione. Una volta appunto entravano armi, sia da taglio che anche da sparo. Mi ricordo dei conflitti a fuoco che ci furono fra i padiglioni, fra i vari clan camorristici a Napoli, a Poggio Reale, no? Spesso e volentieri appunto, Assolutamente sì. poi c'era appunto la droga che entra, diciamo che si sono tutti modernizzati. In effetti sarebbe l'ora di modernizzare anche il corpo che appunto è preposto al controllo, alla vigilanza e alla rinascita delle persone che sono appunto detenute, perché io lo voglio sottolineare, qua spesso e volentieri appunto, e questa è l'unica trasmissione che ha cominciato a parlare a favore di chi nelle prigioni ci lavora, ci vive e ci lavora, appunto perché appunto è il suo lavoro, quello appunto degli agenti di polizia penitenziaria, però appunto sono veramente messi, cioè loro sono rimasti un po' indietro, cioè mentre chi è detenuto, la criminalità che appunto questi detenuti che assiste dall'esterno usa tutti gli strumenti moderni, la polizia penitenziaria sta un po' con le toppe, giusto Antò? L'hai detto, l'hai appena finito di dire tu, sarebbe? Assolutamente sì, nonostante comunque questo governo stia facendo l'impossibile affinché le cose migliorino, e su certe cose c'è riuscito in maniera egregia, e su altre fermo là, non t'azzardare a ripetere tutti i numeri che ormai sono 3 anni che ripeti. No. Volevo ritornare al messaggio dell'ascoltatore, Maurizio. Vabbè, ma gli abbiamo dato una risposta già bella e eloquente. No, siccome che poi io sono una persona che certe cose ci tengo tantissimo e ho sentito dire delle cose che non mi sono piaciute sul fatto che questi cellulari entrassero all'interno degli istituti penitenziari per compiacenza, seconda compiacenza anche da parte dell'ECO, come ci ha apostolato lui, guardi. Vabbè, 2 giorni fa c'è stata questa operazione della DIA, dove ci sono stati oltre 30 arresti e tantissimi indagati, ma gli istituti coinvolti sono Fossano, Ivrea, Alessandria, Cuneo, Tolmezzo, Chiavari, La Spezia, Parma, San Gimignano, Lanciano, Rossano e Santa Maria Capovetere, praticamente quello che ti avevo detto prima. Sì. E tra tutti gli indagati e arrestati non c'è la polizia penitenziaria, quindi è giusto dare le notizie reali, comunque complete. Ti posso fare una domanda? Gli arrestati, appunto perché inviavano appunto questo materiale all'interno delle galere, di che etnia erano per la maggior parte? C'è una particolare preponderanza allora, tante indagini in Campania ci sono state, ma anche in Sicilia, in Puglia, è la camorra che si sta specializzando. Non è qualche clan albanese o qualche clan romeno, no? Ma guarda Mimmo, la maggior parte delle indagini poi portate a termine ha visto sempre come protagonisti, se noi parliamo di Campania, Puglia e Sicilia, sono sempre comunque queste associazioni mafiose, in questo caso è la camorra, in Sicilia la mafia, in Puglia la Sacra Corona, e comunque stanno facendo un business, no, sull'introduzione, perché
portare un cellulare all'interno ai detenuti costa una marea di soldi e quindi c'è un business esagerato. Questo non lo dico io, ma lo dicono le varie inchieste che si sono concluse, tanti arresti che sono stati fatti. A volte se tu vai a cercare ci sono notizie di droni addirittura pilotati a centinaia di metri distanti dall'istituto, perché con la tecnologia adesso non è che è all'avanguardia, è oltre la l'avanguardia, è di più, bravissimo, di più. sì. E quindi all'interno cercano di introdurre nel quotidiano la qualsiasi. Spesso vengono intercettati, come c'è stato qualche mese fa, ricordo che il carcere protagonista era Secondigliano, un drone si è inceppato nei fili della corrente prima di entrare nell'istituto e all'interno di questo drone c'era la qualsiasi. Quindi veramente si inventano qualsiasi cosa pur di portare all'interno Antonio cellulari e Fellone. droga. Antonio Sì, Fellone, io però abbiamo la pubblicità. no, a parte la pubblicità, dopo la pubblicità ti faccio questa domanda a cui tu mi devi dare una risposta. Pubblicità, rimanete con noi, pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. in Europa e in tutto l'Occidente la libertà di espressione è in pericolo, minacciata dal politicamente corretto. Ecco perché servono spazi in cui coltivare ancora il pensiero critico. Martedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su Radio Libertà va in onda La Cittadella. Entrate nella fortezza del pensiero libero con Matt Kerus, Massimo Salvati e Francesco Borgonovo. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà e questo è lo spazio del venerdì dedicato alle forze dell'ordine e in particolar modo con quello spazio del SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. In collegamento con me c'ho il mitico co-conduttore Antonio Fellone e io ad Antonio Fellone gli devo fare una domanda. Tu, Antonio, ogni tanto quando parli di quelle delle cose particolari che accadono nelle prigioni italiane, tu dici la qualsiasi. Allora, dato che non tutti hanno la conoscenza profonda che hai tu e il sottoscritto e anche Federico lo Spalacazzate che oggi non c'è perché è di servizio, non tutti appunto sanno che cos'è questa la qualsiasi a cui tu ti riferisci. La vuoi specificare? Perché una volta la qualsiasi in Italia era l'eroina che i tossicodipendenti si facevano mandare in prigione iniettata nelle arance. Infatti una volta quando uno finiva in galera c'era l'usanza di dire vabbè ti mando le arance in galera
a un certo punto le arance furono proibite perché appunto c'erano i tossici che si facevano mandare l'eroina iniettata nelle arance. Allora, la qualsiasi di oggi, che cos'è? Vabbè, la qualsiasi di oggi, quando io parlo di introdurre all'interno degli istituti penitenziari la qualsiasi io intendo oltre a cellulari di ultima generazione, ripeto, anche microcellulari piccolissimi, e quando li vedi che veramente fai una fatica enorme a capire come funzionano queste cose. Io parlo anche di sostanze stupefacenti, perché comunque si inventano ma tantissimi modi per introdurre all'interno delle sostanze. Parliamo sempre comunque quando io parlo di la qualsiasi, parlo di sostanze stupefacenti e cellulari. Io te ne posso raccontare centinaia di modi, come l'ultimo è stato addirittura un sacco della spesa. Hanno aperto sto sacco e hanno messo dentro un bel po' di quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish. Veramente credimi, noi li troviamo nei pacchi, addirittura sai, quando tu compri dei salumi confezionati al supermercato, loro comunque li infilano anche lì di dentro all'interno di questi salumi le sostanze stupefacenti, quindi devi essere veramente di una bravura enorme per trovarle a volte, e credimi che non è facile, perché comunque noi non abbiamo troppi strumenti a disposizione e soprattutto non sempre ci sono, perché spesso queste sostanze vengono rinvenute grazie anche ai cani del gruppo cinofili della polizia penitenziaria, però spesso non ci sono, cioè spesso capita che non avendo a disposizione i cani devi essere veramente tu bravo a fiutare in questo caso. Come quando magari... fate la scuola di preparazione non vi fanno imparare a riconoscere anche però guarda che spesso purtroppo è brutto dirlo, qui va fatto un plauso alle colleghe, spesso le compagne o le mogli dei detenuti occultano sostanza stupefacente o microcellulari anche all'interno. Sì, abbiamo capito. Ecco, quindi credimi, non è facile, non è assolutamente. Puoi avere qualsiasi strumento a disposizione, ma se le studiano ogni giorno, ogni giorno situazioni completamente diverse. Caro Antonio, d'altronde il tempo non gli manca, è l'unica cosa che hanno, di cui dispongono, no? Lo potrebbero impiegare studiando in maniera, non so, da conseguire un titolo di studio, lavorando. Dico una cosa che è bruttissima, però d'altronde è realtà. Perché poi da fuori spesso si parla di carcere, di detenuti, poverini. Spesso è capitato di trovare sostanza stupefacente anche nei pannolini dei piccoli che portano a fare colloqui. A volte sono stati usati anche i bambini per introdurre all'interno degli istituti penitenziari della sostanza stupefacente. Credimi, non si fanno scrupoli, perché dietro comunque o per uso personale o più spesso per business veramente non si fermano davanti a nulla. Quindi questo deve far riflettere, deve far capire all'esterno il grandissimo lavoro che fa il corpo di polizia penitenziaria nel quotidiano all'interno degli istituti penitenziari, ovviamente anche altri operatori, ma in primis la polizia penitenziaria, l'immenso lavoro che fa. Quindi, ripeto, da fuori uno può pensare, ma spesso sono corrotti. Non è così. Non è così, perché credetevi, i miei colleghi fanno un lavoro enorme, ma questi signori si inventano la qualsiasi pur di introdurre all'interno degli istituti penitenziari sostanze stupefacenti e cellulari. Quando riusciamo li becchiamo, perché adesso bisogna dire che comunque in tantissimi istituti hanno mezzi specializzati affinché tu possa intercettare, però come ti dicevo prima, addirittura nei pannolini dei bambini o all'interno della parte intima di una donna non è poi così facile, perché poi quando fai le perquisizioni bisogna sempre stare attenti, perché c'è il rispetto della persona. Quindi se no poi partono denunce appunto per
A voi quindi, tutto serve meno che le denunce, perché già ne combattete abbastanza. Ascolta, voglia, ormai se non ti arrivano denunce non stai tranquillo, dici, è successo qualcosa. Quindi Antonio io Fellone, non l'avrei voluto. Perdonami, Sì, ne prego. approfitto per esprimere vicinanza ai colleghi di Trapani, perché ultimamente a Trapani veramente ne succede una al giorno. C'è stata una rivolta Quando? spietata dalla polizia penitenziaria. Quando è E stata? guarda caso 6 agenti indagati per uso della forza. Ci risiamo. Scatta una rivolta all'interno di un istituto penitenziario, la polizia penitenziaria interviene, c'è l'uso legittimo della forza, però viene fuori la notizia che 6 poliziotti sono indagati sembrerebbe perché abbiano esagerato nell'uso della forza. Io ovviamente estrema vicinanza ai miei colleghi e a tutti i poliziotti di servizio a Trapani, ho piena fiducia nella giustizia e negli organi inquirenti, però questa cosa deve far riflettere, perché noi dobbiamo essere messi in condizione di fare il nostro lavoro in maniera giusta, però se si va avanti di questo passo veramente non so fino a che punto poi si possa arrivare. Certo. Senti, vabbè, io riporto l'attenzione tua e delle nostre ascoltatrici e ascoltatori su cose più semplici, diciamo, poi non è così. E stavolta uso quello che è uno scritto che mi è arrivato ed è stato scritto, prodotto, insomma, e mandato rispettando tutte le regole dall'ex sindaco di Roma, nonché ex ministro dell'agricoltura, Gianni Alemanno, che sta in prigione da 327 giorni perché ha contravvenuto ad alcune norme che gli erano state imposte, aveva riportato una condanna, un affidamento, insomma, morale della favola, sta in prigione. Lui ha scritto ha prodotto questo scritto, insomma: SOS aiuto, venite a salvarci, pronto qui Rebibbia, abbiamo un problema, stiamo morendo dal freddo. Siamo giunti al 23 novembre e i termosifoni sono completamente spenti, mentre nevica in tutta Italia e le temperature scendono anche a Roma. Radio Carcere ci dice che le caldaie sono rotte e che anche gli agenti della penitenziaria sono nelle nostre stesse condizioni, non solo qui al braccio, ma anche nella loro caserma attigua a Rebibbia. I termosifoni sono spenti e l'acqua calda dopo le 8 di sera non arriva neanche nelle docce, per quelli che smontano dagli ultimi turni di guardia. A guardare questi ragazzi sembrano i soldati di Napoleone in Russia, tutti imbacuccati nelle loro divise con il pigiama sotto la mimetica e le loro facce stanche e congestionate. Ecco, ripeto, arriva da un carcerato famoso, insomma, questa descrizione. Cioè, è possibile, ripeto, che delle persone che come voi lavorano per lo Stato, servono questo Stato, debbano subire queste condizioni? Antonio? Allora, sì, no, li stavo ascoltando. Volevo fare alcune precisazioni, volevo dire la mia su questo. Prego. Io rispetto Gianni Alemanno, capisco la situazione che sta vivendo, per l'amor del cielo, assolutamente, però una cosa che a me sta iniziando a dare un po' di fastidio è questo continuo uscire con queste lettere dicendo che l'inferno, io voglio ricordare, con tutto il rispetto a Gianni Alemanno, ripeto, che chi è all'interno degli studi penitenziari, a parte che comunque sottoscrivo che l'articolo 27 della Costituzione viene rispettato in tutti gli istituti dello Stivale, e partendo da questo presupposto ci tengo a dire che forse bisogna dire a Gianni Alemanno e tutti la restante popolazione delle detenute che comunque non sono ospiti in un hotel a 5 stelle,
voglio dire, non sono stati premiati. No, ma lui si riferisce però alle condizioni in cui versano i tuoi colleghi. Ma le condizioni in cui versano i miei colleghi è un problema dei sindacati e di chi rappresenta i miei colleghi, non certo che è un problema di Gianni Alemanno, perché nemmeno risulta che Gianni Alemanno o qualsiasi altra persona si sia interessato dei problemi della polizia penitenziaria quando lo stesso stava al di fuori. Perché è troppo facile oggi parlare da lì dentro. Su questo ti posso Antonio, su questo ti posso correggere. È una mia idea, attenzione. Quando ci vediamo poi ti spiego alcuni particolari, su questo ti posso correggere io personalmente. È un mio pensiero. Però a me, ripeto, ascolta Antonio, l'ha scritto Gianni. Carceri, no, finisco il concetto, Mimmo, perché sennò poi mi perdo. Chi all'interno delle carceri ha sbagliato e quindi sta pagando. Deve pagare nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Pace, questo è più che assodato, però io credo che sia arrivato al punto di smetterla di fare vittimismo o altro, perché comunque, ripeto, il mio pensiero principale va alle vittime, non nel caso di Gianni Alemanno, attenzione, va alle vittime di certi personaggi che ad oggi sono ristretti negli istituti penitenziari d'Italia. A loro il mio pensiero va, alle vittime di questi signori, quindi io non mi posso prendere il problema che in carcere non stai bene. È ovvio, non sei in un albergo a 5 stelle, ti viene garantito l'articolo 27 della Costituzione, voglio dire, amen, hai sbagliato e paghi, e chi sbaglia è giusto che paghi. Però sono stanco di tutto questo vittimismo che sento in continuazione dei poveri detenuti. Per me di poveri ci sono solo i miei colleghi che nel quotidiano si fanno un mazzo così, spesso uno di loro che deve vigilare su 100 detenuti, orari assurdi, ferie col punto interrogativo. Io di quello voglio parlare, e se permettete Mimmo, ne parlo io, rappresentante di quella categoria e in primis poliziotto penitenziario. Mi dà fastidio che spesso noi veniamo usati da alcuni anche politici per farsi pubblicità o per attirare attenzione. Ripeto, sono assolutamente stanco di sentirmi dire poverini, non c'è l'acqua calda, non c'è l'acqua fredda, non c'è il parquet a terra, non c'è Sky, DAZN o altro. Non mi interessa, cioè a me basta che ti viene garantito l'articolo 27 della Costituzione. Il resto, poi per quanto concerne la polizia penitenziaria, ci sono le organizzazioni sindacali e gli appartenenti stessi a poter parlare della polizia penitenziaria. Mi sta dando fastidio che spesso il nostro corpo viene utilizzato per tirare attenzione. Tutto qui. Io non la vedo così, perdonami, perché io ho letto il passaggio che lui ha fatto sugli agenti, eppure mettiamoci pure il personale civile che lavora in prigione. Cioè io non potrei citare, questa è praticamente la sua 33esima lettera, io le altre non le ho lette, le lascio perdere, cioè, ma ho citato lui per non parlare di quello che ho letto sul Tempo e sul Messaggero nei giorni passati, che io ho comprato sono stato a Roma, l'ho comprato, me li sono letti ogni due, oppure di altre pubblicazioni, addirittura pure dell'Osservatore Romano o dell'Avvenire, cioè tutti quanti che segnalano appunto questa problematica, a cui ci aggiungono poi anche la carenza d'organico, la difficoltà che appunto Mimmo, perché fino a 3 anni fa il Messaggero, l'Osservatore Romano o qualsiasi altro quotidiano non attenzionava queste problematiche? Oppure per questi quotidiani erano inesistenti? Ti posso dire che prima di 3 anni fa erano il doppio, erano presenti il doppio delle problematiche che oggi questi signori denunciano, però non emergeva mai nulla, eravamo solo noi a urlare dicendo che la polizia penitenziaria del mondo carcere stava affondando. Antonio Fellone, fermo là. Io sai dove voglio arrivare a parare io? Che praticamente Gianni Alemanno assieme a un altro detenuto assieme a lui hanno scritto un libro. Indovina chi è che l'ha presentato? Non so se oggi lo presenterà, domani nelle aule del Senato, addirittura la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, il presidente del Senato. Allora io voglio fare un invito a Ignazio La Russa, invece di andare a fare le presentazioni dei libri di persone appunto che comunque dicono la loro, secondo me chiunque dice la sua ha merito di essere rispettato, insomma, però ecco, potrebbe prendere, e visto il suo alto ruolo, quell'alto ruolo che ricopre, di prendere e risolvere queste che sono queste problematiche, perché le problematiche degli agenti che stanno nella caserma di Rebibbia sono le stesse che
qualche tempo fa avete avuto anche voi a Canton Mombello, giusto? Ti ricordi quando sentimmo chi era il presidente della provincia o il sindaco all'epoca? Certo. Cioè qua dove ti giri ci sono provincia di Brescia. Sì. Cioè poi è possibile che, ripeto, nel 2025, nell'anno di grazia del Signore 2025, ci siano persone che fanno un lavoro come il vostro, che è molto particolare, perché veramente voi vi dovete smazzare non solo tutte le intemperanze appunto di quelli che arrivano a oltre Mediterraneo, oceano, che con tutte le varie pattuglie che hanno, ma poi veramente voi siete diventati anche dei padri di famiglia. Secondo me voi siete i veri assistenti sociali che stanno 24 ore su 24 ore a contatto con la gente che è detenuta. Però qua mi taccio perché abbiamo un ascoltatore, diamo la parola ai nostri ascoltatori. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, ciao, sono Marco, chiamo da Milano. Buongiorno. Ciao Marco, buongiorno. Prego. Buongiorno. Volevo dirti che io sono non d'accordo. Marco, però d'accordo. ti sentiamo un po' disturbato. Che c'è, una radio accesa o ti stai muovendo? Non ho nulla d'acceso. Mi senti meglio? Adesso sì, forse avevi il viva voce prima. Sì, allora volevo dirti che io sono pienamente d'accordo con quanto dice Fellone. Perché sinceramente non è la prima volta che io sento anche nella vostra trasmissione il solito noto che tra l'altro è un pregiudicato e che non ha ottemperato a un ordine del tribunale, lamentarsi per le condizioni di vita carceraria. Allora io come privato cittadino che non ha mai commesso reati, che non ha mai subito condanne e che osserva e vive pienamente nel rispetto della legge, mi posso preoccupare di un agente della polizia penitenziaria, ma certamente l'ex ministro che si lamenta un po' per il caldo, un po' per il freddo, un po' perché si mangia male, a me delle sue condizioni di vita carceraria non me ne frega assolutamente nulla, doveva pensarci prima, e lui utilizza quella che è la situazione della polizia penitenziaria per accendere dei riflettori continui sulla sua persona, sperando in un qualche magistrato che, mosso non so a quale forma di pietà, scarceri questo personaggio, che è un detenuto come gli altri e che è giusto che subisca la pena, e io dico anche dal punto di vista fisico, va bene, se questo personaggio patisce il caldo, il freddo, quelle sono delle condizioni in cui versano decine di migliaia di cittadini detenuti nelle patrie galere. Doveva pensarci prima il ministro, quando era parlamentare, quando come deputato poteva accedere all'interno delle patrie galere per un sindacato di istruzione, va bene, poteva parlare con gli altri detenuti, poteva parlare con gli agenti della polizia penitenziaria. Sarebbe meglio che si preoccupasse delle condizioni degli agenti, lui e il suo partito politico, va bene, anziché protestare perché deve muoversi dentro quella cella. Silvio Pellico con una bella no, Silvio Pellico è stato Macron, è stato Sarkozy, è stato Sarkozy che appunto ha detto che più dignità voleva... di questo personaggio, che però ha molta più dignità di questo personaggio, che ogni mese manda delle lettere. Ecco, tra un po' farà un libro sulle sue condizioni carcerarie, libro che non comprerò mai. Grazie Marco, ti ringrazio. Il libro l'ha già scritto, infatti stavo dicendo ad Antonio Fellone che c'è Ignazio La Russa, il presidente del Senato italiano, che sta presentando, non so se proprio forse in concomitanza alla nostra trasmissione, questo libro che è stato scritto appunto da Gianni Alemanno e tal Fabio Falbo. Secondo me però, se uno scrivendo comunque si attira l'attenzione su quello che è un problema, che appunto è un problema che in Italia abbiamo, perché noi abbiamo in Italia praticamente tante prigioni con una marea di carcerati e con pochissimi agenti della polizia penitenziaria. È vero che Antonio dice però questo governo da 3 anni a sta parte è riuscito a far assumere
un botto di persone rispetto a quanti invece non sono stati mai assunti nel quindicennio precedente. Però comunque è un problema che ancora c'è, insomma, secondo me l'importante è che se ne parli, perché la cosa peggiore è quando prendi e rimani un invisibile. Antonio, Mimmo, se mi prego. permetti 90 minuti di applausi all'ascoltatore, veramente complimenti, perché ha detto pari pari il mio pensiero, quindi complimenti e bravo, bravo. Poi volevo dire un'altra cosa, io di libro, e il libro ovviamente non lo comprerò, ma più che altro che non ho tempo di leggere, piuttosto se trovo un po' di tempo compro quello del papà della piccola Giulia Cecchettin, che secondo me è molto più interessante. Detto ciò, non voglio fare pubblicità, per l'amor del cielo, però per me secondo me è molto più interessante. Detto ciò, ovviamente la mia non era una polemica nei confronti di Gianni Alemanno, per l'amor del cielo, e sicuramente non era una polemica nei confronti di chi magari vuole parlare di carcere e polizia penitenziaria. Io ho detto semplicemente che sono stufo, stanco, perché ultimamente sento troppe persone parlare di carcere e polizia penitenziaria, sento troppe cavolate e c'è troppo vittimismo in giro. Come spesso mi capita leggere dei post, ieri ho letto un post sulla pagina di un politico dove un mio presunto collega, perché non si è firmato, era anonimo, parlava di condizioni che lui gli piacerebbe passare, accorpare la polizia penitenziaria con la polizia di Stato, perché vorrebbe fare pattuglie, vorrebbe fare servizi di intelligence e altro. Io mi sento di dire cambia, congelati e vai da un'altra parte, perché quando tu hai scelto di far parte del corpo della polizia penitenziaria conoscevi bene il tuo lavoro e conoscevi bene quello che andavi poi a fare, quindi queste cose a me iniziano a dare veramente fastidio. Antonio, però forse questa persona qua, questo anonimo di cui tu parli, forse non sa appunto quelle che sono le varie specializzazioni che sono state, che sono all'opera già da adesso, per cui forse ci dovrebbe documentare prima. Il problema in Italia è che ci documentiamo poco, parliamo assai ma ci informiamo poco. Ecco, noi sicuramente invece l'informazione cerchiamo di darla a 360 gradi, o no? Certo, assolutamente. Puoi fare il matricolista, puoi andare al numero di pensionamenti, puoi andare al GIO, al GIR, ce ne sono tantissime di specializzazioni. Però io, ripeto, lo vedo solo come vittimismo, ma quando tu parli che ti piacerebbe fare pattuglie o altro, hai scelto il corpo sbagliato, perché quando hai scelto e hai fatto domanda in polizia penitenziaria sapevi il lavoro che andavi a fare. Quindi questo continuo buttare fango sul mio corpo che a me onestamente sta stufando. Ritornando al discorso di prima, Mimmo, ripeto, non era una polemica nei confronti di Gianni Alemanno. Gianni Alemanno ha sbagliato, sta pagando e deve capire che si trova in un carcere, perché altrimenti non si sarebbe chiamata pena, la pena è questa. Antonio Fellone, però io ho voluto utilizzare... La carcerazione non la vai a fare in un albergo a 5 stelle, perché altrimenti io da domani cambio lavoro, rischio, se mi arrestano me ne vado in un 5 stelle con piscina, vista mare, e so a posto pure io, ma piglio l'ergastolo e siamo a posto così e passo una vita da pascià. Antonio Fellone, io ho utilizzato già una volta tanto, utilizzo io Gianni Alemanno per chiedere a quello che è un dirigente sindacale che cosa vuole fare per ridare l'acqua calda agli agenti della polizia penitenziaria che stanno a Rebibbia. Gliela fai riavere l'acqua calda o no? O era una bugia quella che ha scritto? No, Mimmo, onestamente a me personalmente non risulta questo, però ti posso garantire che nel Lazio il SINAP è forte come organizzazione sindacale, è ben rappresentata e i ragazzi che si occupano del Lazio e di Roma Rebibbia, in questo caso Roma Regina Coeli o Civitavecchio o altro, conoscono bene la situazione e quando ci sono dei disagi sono i primi a rappresentarlo all'amministrazione penitenziaria sia verbalmente che per iscritto. Quindi sicuramente la situazione, se esiste, a me onestamente non risulta, se esiste sicuramente è stata attenzionata, perché comunque i colleghi ci vedono come punto di riferimento. Quindi io non ascolto quello che mi dice Gianni Alemanno, Pasquale, Luigi, Nicola, Francesco che è dall'altra parte, io ascolto chi nel quotidiano indossa una divisa con orgoglio e onore e magari mi rappresenta una problematica, e dopo che questa persona mi ha rappresentato la problematica io
tu mi conosci, ci conosciamo da tantissimi anni, sono uno di quelli che si butta sul fuoco per i propri colleghi, quindi è ovvio che l'intervento è serio e immediato. Su questo credo che non c'è nessun assolutamente dubbio. Punto. Poi ripeto, come dicevo prima, a me dà fastidio il vittimismo, dà fastidio usare l'istituto, il carcere, la polizia penitenziaria per gestire cose o personali o per fare comunque l'antigoverno, perché non parlo di Gianni Alemanno, ma parlo anche di qualche organizzazione sindacale che può andare contro al governo, tira fuori la qualsiasi. Ultimamente è stata smentita più volte, quindi le cose vanno fatte con serietà e il problema carcere va affrontato con serietà e con voglia di risolvere realmente i problemi. E noi è quello che stiamo facendo attraverso questa trasmissione da un po' di anni. Mimmo, Antonio, ti invito alle conclusioni e ai saluti, perché qua se no Natalia piglia e mi guarda male. Cioè, una volta c'era un regista che agitava le forbici. Non mi può guardare che non sono di presenza, quindi meno male, va. Almeno sono più sereno, perché l'ultima volta mi ha lanciato uno sguardo che... Ti cazziava con gli occhi, ti cazziava. Bravo. Vabbè, dai. No, intanto voglio ringraziare Natalia, perché veramente è il top, quindi grazie per il lavoro che fa, perché comunque grazie anche a lei che noi andiamo in onda ogni venerdì e facciamo il nostro. Grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere e alla polizia penitenziaria. Grazie a te Mimmo, che per una volta lo voglio dire ragazzi, ma Mimmo fa dei sacrifici enormi comunque per dedicare del tempo il venerdì e fa un'altra trasmissione anche il martedì. A Mimmo ne approfitto 10 secondi. Prego. Martedì 2 dicembre nella sala stampa dello Stadio Olimpico ci sarà la presentazione del calendario del Corpo di Polizia Penitenziaria anno 2026, quindi magari ti faccio una foto del calendario, te la mando in anteprima, se la vuoi dare della tua trasmissione diamo l'anteprima del calendario. Comunque la presentazione è martedì 2 alle ore 10:30 presso la sala stampa dello Stadio Olimpico, e io farò di tutto per esserci, perché lo sai, è il mio corpo, è la mia anima, quindi ci sarò. Va bene. Grazie Mimmo, un abbraccio a Federico che oggi sta lavorando e ci sentiamo venerdì, spero di presenza, e come dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP. Buona serata a tutti. Buon proseguimento di trasmissioni su Radio Libertà. Avete ascoltato